Iniziamo con lo studio. Questa sera concludiamo il tema di questo libricino, Sono un membro di chiesa. Abbiamo affrontato vari aspetti, abbiamo considerato l'importanza di essere membri di chiesa e questa sera vedremo, guardando anche l'ultimo capitolo, che è il capitolo 6 del libro che abbiamo come riferimento, guardiamo l'ultimo aspetto che ha questo titolo: Farò tesoro del dono di essere membro di chiesa. Mentre negli scorsi incontri abbiamo valutato che cos'è la chiesa in generale, il nostro senso di appartenenza a un corpo, il senso di dipendenza gli uni dagli altri, il senso di sentire la responsabilità di contribuire all'unità della Chiesa, il senso di sostenere quelli che hanno delle responsabilità, il senso di partecipare i pesi gli uni degli altri. Abbiamo visto l'aspetto del considerare il rispetto che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Questa sera concludiamo con una riflessione riguardo all'essere membri di Chiesa, che poi porta come conseguenza il fare delle cose a dimostrazione di quello che abbiamo maturato. Noi dobbiamo considerare il nostro essere membri di Chiesa come un dono. Il nostro testo fa un'introduzione con un esempio abbastanza semplice da recepire. Immagina il nostro autore che un bambino sia trovato davanti a una doppia situazione. La prima è questa: la mamma lo manda a pulire la sua cameretta, dovrà essere impeccabile. Allora il piccolo Johnny dovrà dedicarci uno sforzo di parecchie ore e qualsiasi risultato al di sotto della perfezione sarà ritenuto inaccettabile. Che gli piaccia o no, la cameretta dovrà essere più pulita che mai. Ma nell'ipotesi che questo piccolo Johnny abbia questa scelta, questa situazione davanti, quindi lui deve pulire la cameretta e deve essere perfetta, c'è a fianco una seconda situazione. Nella seconda situazione la mamma dice a Johnny che qualcuno gli ha fatto un regalo incredibile. È avvolto nella carta ma è pronto per essere aperto. E l'entusiasmo di Johnny si fa sempre più vivido, mentre la mamma gli ripete che mai e poi mai ha ricevuto un regalo simile e questo dono porterà a Johnny ore indimenticabili di gioia. Ora l'autore dice: davanti a queste due situazioni, davanti a queste due prospettive, la prima di dover pulire una camera che deve essere impeccabile, se c'è qualcosa fuori posto si fallisce, la seconda invece di trovare un dono pronto soltanto da scartare, ed è un dono straordinario che allieterà tutti i momenti della giornata. Davanti alla scelta tra queste due situazioni, che cosa sceglieremmo noi? Fa questa domanda l'autore un po' provocatoriamente, dice: sicuramente tra prendere la scelta di un incarico faticoso e che oltretutto ha un'esigenza altissima, quindi non possiamo sbagliare, e invece l'alternativa di prendere un dono e godercelo dall'inizio alla fine, sicuramente la nostra tendenza sarebbe quella di scegliere la seconda situazione, quella appunto del dono. Ora, non sempre accade così, ma ogni membro di chiesa affronta due situazioni simili in un certo senso. Vi ricordate quando noi abbiamo parlato di chi intende la chiesa come un'associazione, il far parte di un country club, di un luogo dove ci si aspetta di ricevere delle cose? Si parlava di alcune attitudini che erano conseguenza di questo pensiero. Beh, chi pensa che essere membro di chiesa sia come essere membro di un club, di un'associazione, eh, in qualche modo si aspetta ehm, come se avesse questo dono e dovesse soltanto scartarlo. E quindi lui ha la tendenza, un membro di chiesa che
considera la Chiesa come un club, ha la tendenza a vedere la Chiesa come un luogo dove si debba soltanto ricevere. Il pastore dovrebbe alimentarci con le sue prediche e abbiamo delimitato un margine accettabile alla durata della predica. Lo stile della musica deve rispecchiare i nostri gusti e qualsiasi cambio non è accettato. I programmi e i servizi nella Chiesa devono essere a nostro beneficio. Ci deve essere la riunione dei bambini per i miei figli, ci deve essere la riunione delle donne, ci deve essere la riunione degli uomini, se non c'è la scuola domenicale, se non c'è un gruppo giovanile, se non c'è un'organizzazione esterna, beh, allora non è di mio gradimento. E come membri in questo elenco banale, se volete, di aspettative, noi ci attendiamo vantaggi, privilegi, servizi. Ma che cosa succede quando a un membro di chiesa di questo tipo, che quindi si aspetta soltanto, ha delle aspettative riguardo a qualcosa che lui deve ricevere, cosa succede quando a un membro di questo tipo viene chiesto di contribuire all'opera della comunità? Cosa succede se gli chiediamo di stare con i bambini della classe culla, quella dei neonati, insomma, per qualche settimana? Che cosa succede se gli viene chiesto di impegnarsi per le pulizie della chiesa? E guardate che questo ultimo esempio lo sto leggendo da qua, quindi nessuno dica che è un esempio che faccio io riguardo alla situazione di Arona. Che cosa succede se viene chiesto a un membro di inserirsi nei turni di pulizie? La risposta è prevedibile, c'è un ventaglio di risposte che abbiamo sentito anche noi spesso. La prima risposta è questa: quel membro accetterà l'incarico, ma lo accetterà perché si sente in obbligo di farlo, perché gli è stato detto, perché l'attenzione è stata rivolta a lui e quindi ormai è in qualche modo uscito allo scoperto, ma lo farà come senso di obbligo, e questa è un'idea legalista del servizio, non perché lo desidera fare. In fin dei conti, se non gliel'avessero chiesto, lui sarebbe rimasto calmo, ma purtroppo gliel'hanno chiesto e si sa che è sconveniente, si farebbe cattiva figura a dire di no, e quindi per senso così di obbligo accetta. Ma questo significa che non ha compreso il desiderio di servire, quindi lo accetta a denti stretti e servirà a malavoglia. In questo tipo di risposta non dura tanto. Chi accetta perché è sconveniente dire di no, si vede nel tempo, dopo un mese, dopo 3 mesi, appena cambiano un po' le situazioni, viene meno, non è più affidabile perché ha servito per obbligo con un'idea legalista. Altri membri della Chiesa stile club semplicemente si infurieranno quando gli viene chiesto di collaborare. Ah no, io non ne voglio sapere assolutamente. Altri risponderanno che loro hanno già lavorato in passato, quando erano giovani, adesso bisogna lasciar lavorare gli altri, come se lavorare nell'opera del Signore fosse una condanna di alcune stagioni della vita. Altri risponderanno senza dare una spiegazione. No, io non ti devo dire perché non voglio servire. Non voglio fare la mia parte, anzi mi indigno perché, anzi tu stai a chiedermelo come se mettessi in discussione i miei buoni sentimenti. E quindi alcuni non danno alcuna risposta. E poi c'è ancora un gruppo di questi membri del club chiesa, diciamo così, che si arrabbierà contro il pastore, perché in fin dei conti questi pastori sono pagati e sono pagati per lavorare, invece il più delle volte i pastori sono pigri e cercano di lavorare il meno possibile, e lo fanno incaricando i membri di fare delle cose che dovrebbero fare loro. Quindi questo è un ventaglio, poi ci possono essere tante altre risposte, ma abbiamo capito qual è il senso. Ora, non si tratta qui di malizia, di cattiveria, si tratta semplicemente del fatto che il concetto di essere membri di chiesa è considerato diversamente da quello che è l'insegnamento biblico. In realtà la parola del Signore ci dice che tutto quello che ha a che fare con
il regno di Dio, tutto, la salvezza, il nostro rapporto personale, è è un dono del Signore. E se noi crediamo che la Chiesa di Cristo appartiene al regno dei cieli, appartiene alle idee celesti del nostro Padre celeste e quindi è opera del Signore, beh, con lo stesso criterio noi dobbiamo credere che la Chiesa è un dono e quindi essere membro di Chiesa non è una condanna che ci è appioppata addosso e noi siamo stati costretti a subirla, ma è un dono. Ci è stato fatto il dono di essere membri di Chiesa. E questo rientra in un quadro che può essere chiaro leggendo alcuni versetti. Eh, per esempio, Romani capitolo 3 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E la morte è la condanna del peccato, il salario del peccato è la morte, dice Paolo ai Romani. Ma colui che non ha conosciuto peccato, dice Paolo ai Corinzi nella seconda epistola, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. In altre parole, la salvezza ci è stata donata per mezzo del sacrificio di Cristo. In Atti degli Apostoli Pietro dice: ravvedetevi e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore tempi di ristoro. Dio dona la salvezza, Dio dona tempi di ristoro. Ancora Paolo agli Efesini scrive: è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. La salvezza è un dono di Dio. Nella Bibbia, versetto dopo versetto, si parla del dono della salvezza, del dono di Cristo Gesù per noi, che non è possibile guadagnare con opere. È un dono del Signore, noi lo dobbiamo accettare. E tutte le cose che vengono dal Signore, vengono dall'alto, sono dei doni per noi, perché non c'è niente che noi possiamo fare, possiamo dire, possiamo meritare, che ci permette di afferrare le cose del cielo. Se noi possediamo, se noi gustiamo, se noi sperimentiamo qualcosa che viene dal cielo, è perché ci è stato donato. Tutto è per grazia, per la misericordia del Signore Gesù. In 2 Corinzi è scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Il Signore ci ha donato novità di vita. Sempre Paolo ai Corinzi, in Prima Corinzi, scrive: ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua, parlando dell'opera dello Spirito Santo e dei doni dello Spirito Santo, dell'opera che lo Spirito Santo compie nella Chiesa, per mezzo della Chiesa. Quindi è tutto un dono. Paolo, dopo aver parlato dell'opera di salvezza, della lotta con il peccato, dice: ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. E quindi noi abbiamo una serie di doni, ce li possiamo ricordare, li possiamo enumerare. Abbiamo la salvezza, abbiamo la vita eterna, abbiamo l'adozione da parte di Dio, abbiamo la presenza e la comunione dello Spirito Santo, abbiamo i carismi, i doni dello Spirito Santo, abbiamo i ministeri donati da Cristo Gesù alla Chiesa, abbiamo ogni cosa e nell'ambito di tutti questi doni l'essere membri di Chiesa è un dono che Dio fa ai suoi figliuoli. Dio ci dona di essere membri della sua Chiesa. Siamo entrati a far parte del corpo di Cristo. Non potevamo farlo da soli, non potevamo acquistare questa posizione da soli. Dio ci ha fatto dono di entrare a far parte del suo corpo. Non è un obbligo, non è una sciagura. Non è una sventura capitata agli sfortunati che si troveranno addosso persone con il fiato sul collo che saranno lì a vigilare sulla loro condotta, sulle cose che non vanno. È un regalo di Dio, è un dono del Signore, è un dono di cui fare tesoro con gioia. Ci è stato donato dal Signore. Se sei membro di Chiesa, e io prego con il cuore che tu sia membro di una Chiesa locale, che non sia un libero battitore, che non sia uno isolato,
che vive la propria fede in un corpo che è difficilmente afferrabile, perché non ne fai parte con la tua vita, con i tuoi sforzi. Io prego con tutto il cuore che tu stimi da questa sera, se non l'hai mai fatto prima, che essere membro di Chiesa è un dono di Dio. Dio ti ha donato di far parte del suo corpo. Nella seconda parte di questo capitolo, il nostro autore però si focalizza, perché uno potrebbe dire, quando si legge l'Apocalisse, l'inno dei redenti, quando si pensa al ritorno del Signore, alla Nuova Gerusalemme, al popolo di Dio, al popolo glorificato, tutte queste cose ci fanno considerare quanto è bello far parte del popolo del Signore. Ma la domanda ce la dobbiamo fare oggi qui. La partecipazione alla Chiesa di cui stiamo parlando, il considerarci membri di Chiesa come lo stiamo intendendo, significa partecipare alla Chiesa universale oppure partecipare alla Chiesa locale? E molti pensano che il corpo di Cristo, quando intendiamo il corpo mistico di Cristo, ci si riferisca alla Chiesa universale, all'unione di tutti i credenti in tutti i luoghi e in tutti i secoli. Di questo abbiamo parlato nel nostro primo incontro, vi ricorderete. E sicuramente è così. Noi facciamo parte della Chiesa universale. Un giorno, quando il Signore tornerà, quando lo incontreremo, noi sappiamo che saremo insieme a tutti i santi. Sicuramente è così. Ma nell'oggi, nel nostro tempo presente, noi dobbiamo fare una riflessione che è biblica. E la riflessione biblica relativamente alla Chiesa e all'essere membri di Chiesa, se noi leggiamo il Nuovo Testamento, noi scopriamo che il riferimento alla Chiesa come la intende Paolo, quindi la Chiesa del Signore, ogni riferimento alla Chiesa del Signore nelle epistole e nel libro degli Atti è un riferimento a chiese locali. E giusto per fare un rapido elenco delle chiese, della Chiesa, voglio dirlo al singolare, quindi facendolo intendere proprio come senso universale, l'indirizzo alla Chiesa nel Nuovo Testamento è un indirizzo alla Chiesa locale. Nel libro degli Atti e poi nelle epistole noi abbiamo i racconti e abbiamo anche gli scritti, le dottrine trasmessi a chiese locali. Gerusalemme, Antiochia, Cipro, Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Panfilia, le chiese della Macedonia, Tiatiri, Tessalonica, Berea, Atene, Corinto, Cesarea, Efeso, Troas, Roma, Malta. Queste sono soltanto le chiese che noi possiamo rintracciare negli Atti degli Apostoli. Voi vedete che non è la Chiesa universale, sono le chiese locali. E nelle epistole noi abbiamo indirizzi a chiese locali, anche se poi noi le prendiamo per noi le epistole, ma storicamente quelle lettere sono state indirizzate a chiese locali, ai Romani, i Corinzi, le chiese della Galazia, gli Efesini, i Filippesi, i Colossesi, i Tessalonicesi. Le lettere personali erano lettere rivolte a persone che erano chiaramente membri di chiese, impegnati nella chiesa locale, tant'è vero che Paolo, parlando a Timoteo, a Tito, a Filemone, fa precisi riferimenti alla loro appartenenza alla chiesa locale, al loro comportamento. Parla Giovanni di membri di chiesa che si comportavano male e membri di chiesa che si comportavano bene. L'Apocalisse stessa si apre con 7 lettere a 7 chiese locali. Questo per dire che quando noi parliamo di partecipazione alla Chiesa, di sentirci che Dio ci ha fatto un dono nell'essere membro di Chiesa, non stiamo parlando della Chiesa universale. Anche perché questo concetto della Chiesa universale, se non trova una sua forma nella Chiesa locale, rischia di farci fare la Chiesa fai da te, la Chiesa su misura, che si può esprimere cambiando Chiesa locale ogni periodo in cui le cose non ci vanno a genio, oppure ci danno un'idea di chiesa del Signore
un po' sfumata, come vogliamo noi, decidiamo noi chi è membro davvero, chi non lo è, stabiliamo le cose buone, le cose non buone. Non è così, noi dobbiamo accettare che la Chiesa alla quale il Signore ci chiama a partecipare è la Chiesa locale. Quindi questo è molto chiaro nel Nuovo Testamento e non c'è possibilità di equivoco o di interpretazione diversa. Storicamente, da quando la Chiesa è nata, quindi siamo nella fine del Vangelo di Giovanni, i membri salvati, nati di nuovo, che hanno testimoniato la loro fede pubblicamente, sono membri di una Chiesa locale. Quindi la nostra partecipazione alla Chiesa locale a questo punto ci deve spingere ad apprezzare il dono di essere membri di una Chiesa. Dicevamo, è un regalo di Dio e come regalo deve essere apprezzato. Ora qualcuno potrebbe dire, ma a me è capitato tante volte di ricevere dei regali non graditi e avrei fatto a meno di riceverlo, allora ho dovuto a denti stretti ringraziare sperando che colui o colei che mi hanno fatto il regalo andassero via in fretta per sbarazzarmi del regalo nella speranza di non vederlo più. Questo ci può stare nella vita quotidiana, ma noi sappiamo che tutti i doni del Signore sono doni buoni. Noi ringraziamo il Signore per i suoi doni e quindi se, come ci fa vedere la parola del Signore, l'essere membro di Chiesa va considerato come un dono, beh, noi non possiamo non apprezzarlo, non possiamo dire che è un regalo sgradito, piuttosto dobbiamo dire, Signore, voglio apprezzare, voglio stimare, voglio dimostrarti che ho gradito il tuo dono, lo sto stimando perché comprendo quanto è buono per noi. Ci deve quindi essere gratitudine riguardo al fatto che il Signore non ci ha salvati e ci ha lasciati soli nel mondo, ma ci ha salvati e ci ha inseriti nel suo corpo e ci ha inseriti nel suo popolo. È un dono il popolo di Dio che incoraggia, che ci indica una direzione da seguire, che tante volte nel confronto tra le nostre vedute personali e le vedute degli altri ci fa comprendere che forse dobbiamo rivedere le nostre posizioni. Beh, tutte queste cose sono un dono da parte del Signore che ci serve per crescere. Quindi se davvero apprezziamo il dono di Dio, è naturale che noi vogliamo corrispondere in qualche modo al donatore e qui veniamo al punto. Che cosa significa fare tesoro di essere, del dono di essere membro di chiesa? Significa che se veramente lo riteniamo un regalo di Dio e lo apprezziamo, noi mostreremo gratitudine al Signore per questo dono. E come si mostra la gratitudine nell'essere membri di chiesa? Beh, lo si mostra servendo, lo si mostra dimostrando che Signore, voglio fare qualcosa per farti capire che sono contento di essere in questo corpo, sono contento di poter fare la mia parte, sono contento che faccio parte di questo popolo, la mia identità è legata all'identità del tuo popolo e quindi io voglio fare qualcosa per contribuire e dimostrare che la gratitudine che è nel mio cuore è grande per il privilegio che mi hai fatto comprendere di avere all'interno della tua famiglia. Certo, non siamo perfetti. Qualcuno potrebbe dire, ma come faccio io a servire, mostrare la gratitudine al Signore? Ma quanto è difficile, le persone sono difficili, sono tutte storte. Certo, lo sappiamo, i membri della Chiesa non sono perfetti, ma nemmeno tu e nemmeno io lo siamo. Sono ipocriti, ma lo sono pure io e lo sei pure tu. E quindi, vista l'enorme gioia di aver ricevuto un dono, noi saremo capaci di servire il Signore con la stessa gioia, con la stessa gioia. Essere un buon membro di Chiesa significa rallegrarsi di essere l'ultimo e cercare, non cercare di essere il primo, ma cercare piuttosto di sollevare gli altri, incoraggiarli, portarli in avanti. Quando i discepoli discutevano tra di loro su chi fosse tra di loro il primo, il migliore, quello che doveva essere considerato, quello che insomma ne sapeva più degli altri, beh, il Signore li riunisce e dice: i vostri modi non mi piacciono, il vostro modo di ragionare non ha niente a che fare con far parte del mio popolo. Non sia così tra voi, dice Gesù. Chi vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, è scritto in Matteo capitolo 20.
appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Essere membri di Chiesa è un regalo bellissimo e noi vogliamo dimostrare riconoscenza al Signore servendo questa Chiesa e servendo questa Chiesa servendo il Signore. Gesù ha servito noi, Gesù ha dato la sua vita per noi, Gesù ha fatto tutto quello che doveva fare per la nostra salvezza e quindi noi vogliamo prendere il suo esempio. Le chiese sarebbero molto più sane se i membri si mettessero a servire e volessero essere gli ultimi per dimostrare la gratitudine di aver ricevuto un dono così grande. Capita spesso che quando il nostro cuore è grato, noi cerchiamo in tutti i modi di far comprendere al donatore quanto gli siamo grati, quanto siamo contenti, quanto stiamo apprezzando il dono che ci ha dato. Vogliamo iniziare a considerare che nel momento in cui facciamo parte di una chiesa, Dio ci ha fatto questo dono. Vogliamo mostrare gratitudine al Signore. Invece che fare sempre spallucce, dire no, oggi non sono contento, non sono soddisfatto, vogliamo piuttosto dire Signore, ti sono così grato che faccio parte del tuo popolo, che non mi interessa di me, non mi interessa di quello che vedo intorno, non mi interessa delle mie aspettative, io voglio fare qualcosa per dimostrarti che ti sono grato, voglio servire quelli che tu hai amato, voglio amarli. Se iniziassimo, ognuno di noi iniziasse a fare così, noi potremmo vedere davvero qualcosa di grande nelle nostre vite. Il testo si conclude quindi con questo ultimo aspetto, servire il Signore come dimostrazione che stiamo apprezzando il dono di far parte della Chiesa del Signore. Ci mancano ancora alcune settimane prima che rientreremo di nuovo nei locali di culto, potremo iniziare di nuovo a servire il Signore insieme e rivederci insieme. Io prego con tutto il cuore che queste considerazioni noi le possiamo far fruttare nel nostro cuore. Probabilmente il privarci della comunione fraterna, il privarci delle attività della Chiesa locale, ci sta servendo ancora di più perché noi possiamo comprendere se eravamo in linea con l'idea biblica di essere parte della Chiesa del Signore oppure avevamo delle nostre idee fatte un po' sulla base della nostra esperienza o su quello che ci va più a genio o sulle nostre preferenze. Io prego con tutto il cuore che queste poche sere in cui abbiamo riflettuto su che cosa significa essere davvero membri di Chiesa, quindi fare la nostra parte, non aspettare sempre che siamo chiamati, sentirci parte attiva che contribuisce all'avanzamento di questo popolo, di questa grande famiglia. Io spero che nel nostro cuore possa maturare ancora di più il sentimento di fare ciascuno di noi la nostra parte. È facile dire che la Chiesa non va bene, è facile dire che nella Chiesa non c'è amore, è facile dire che nella Chiesa ci sono troppe cose da correggere. È invece più difficile chiudere la bocca e dire inizio io perché io non sono assolutamente nella posizione di dire che le cose non vanno, perché innanzitutto nella mia vita le cose non vanno. E allora voglio fare la mia parte. Io per parte mia voglio ricoprire quella posizione che il Signore mi ha assegnato nel suo corpo, voglio fare la volontà del Signore e voglio amare, stimare e apprezzare il dono della Chiesa del Signore. Se ognuno di noi dicesse così, se ognuno di noi si prendesse la responsabilità di fare la sua parte, dove gli altri mancano, se Dio ci dà grazia, noi possiamo sopperire, quindi coprire una moltitudine di peccati e così aiutare chi è caduto rialzandolo. Se facessimo così, noi vedremo davvero un popolo potente che è capace di dare un'influenza grande a un mondo che non ha la fede in Dio.
e questo mondo, come stiamo vedendo in questi giorni, ha disperatamente bisogno di conoscere l'Iddio vivente. E l'Iddio vivente ha deciso di farsi conoscere in questo mondo attraverso la testimonianza della sua Chiesa, che annuncia la parola del Signore. Dio ci illumini la mente, Dio allarghi il nostro cuore, perché possiamo sentirci caricati di questa responsabilità e possiamo chiedere al Signore: Signore, manda me, manda me nella tua Chiesa, perché possiamo essere un corpo unico che avanza alla tua gloria. Io ho concluso, la prossima volta inizieremo un altro argomento, ma vogliamo considerare in queste ore, se volete anche riascoltare i, gli altri studi che abbiamo fatto, in ogni caso che Dio ci dia la grazia di considerare e mettere in pratica questi insegnamenti per il beneficio della Chiesa e per la gloria del Signore. Ora, prima di chiudere, farò scorrere ancora i punti dello studio, come qualcuno mi ha suggerito, per aiutare a ricordare, e così voi avrete tempo anche di darvi qualche saluto al termine di questa diretta. Un caro abbraccio e Dio ci benedica.